Campo San Frantin è gremito di persone, non si tratta solamente di abbonati alla Fenice, sono anche i musicisti di numerose fondazioni di teatri lirici d'Italia, c'è la Scala di Milano, c'è il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale di Bologna, l'Arena di Verona, il Teatro Verdi di Trieste, insieme a numerose altre realtà del mondo musicale, per esempio il Benedetto Marcello che è il Conservatorio di Venezia. È un ennesimo capitolo, forse quello più forte che abbiamo visto fino ad ora, della protesta che è stata messa in atto dai musicisti della Fenice sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. Una contestazione, e lo chiedo qui ai rappresentanti sindacali, che non ha niente a che vedere con la persona, ma con quello che è il suo curriculum. Partiamo da lei, Atalmi. All'indomani di una manifestazione di questo genere, cosa può succedere? Secondo lei sarà ascoltata la vostra voce? Ma io credo che Colabianchi, che penso sia il responsabile di questo pasticcio, perché ha fatto una nomina senza passare per il gradimento dell'orchestra, per un percorso di avvicinamento, ha creato un pasticcio e quindi adesso dovrebbe risolverlo. Secondo me ritirando la nomina, perché non è più nelle condizioni nemmeno di poter svolgere il suo ruolo. La Venezia ora ormai, per cui. E poi molto importante che la città, e questo lo dimostra anche oggi, la città è tutta stretta intorno alla Fenice. Voi avete avuto a questo proposito dei segnali, per esempio da Nicola Colabianchi, che lo ricordiamo è il sovrintendente del Gran Teatro La Fenice. Ma no, non c'è stato nessun segnale, noi siamo rimasti all'ultima riunione dove sia Colabianchi che il nostro sindaco, presidente della fondazione, ci hanno comunque confermato, nonostante le nostre aperture, ci hanno confermato la nomina della signora Venezzi. Noi siamo disposti a trovare una soluzione con un percorso di avvicinamento che però deve prevedere poi a conclusione un momento di confronto e di giudizio nei confronti della signora, perché non può essere una nomina così importante calata dall'alto se poi alla fine effettivamente questa persona non dovesse funzionare. Invece la versione della nostra direzione è: la provate ma comunque ve la tenete. Alberto Cancian, oggi l'hanno ribadito diversi dei rappresentanti delle fondazioni di altri teatri lirici italiani, quello che sta succedendo alla Fenice potrebbe succedere anche altrove, potrebbe succedere anche a noi, però le vostre controparti dicono che la state buttando in politica, in realtà non state parlando di musica. Assolutamente no, qui si parla di musica, qui si parla del futuro della cultura in Italia. Creare un sistema e un precedente pericoloso come quello che si sta creando a Venezia oggi è appunto un precedente pericoloso, quindi la paura c'è e per tutti i teatri, perché i metodi di nomina di un direttore d'orchestra, i nostri amici